È la prima domenica di luglio. Il sole cocente accompagna le genti che di buona lena si avviano per la città. È la festa di San Calogero. Una tradizione che rimane intatta nel tempo, un sentimento che riempie i cuori di tutti gli agrigentini. Da secoli gli abitanti della città dei templi rinnovano annualmente la loro devozione al Santo Nero. Sacro e profano, folklore e religione sono i caratteri in apparenza antitetici che da sempre contraddistinguono i festeggiamenti in onore di San Calogero. Una figura intorno alla quale ruotano tantissime leggende. Il termine calogero, di origine greca, significa bel vecchio. L'uso di questo termine venne applicato intorno al X secolo ai monaci eremiti che vivevano nel sud Italia. Del nostro Calogero sappiamo che è nato verso il 466 a Calcedonia, una cittadina bizantina dell'impero romano d'Oriente. Fin dalla fanciullezza egli consacrò la sua vita a Dio, pregando e studiando la Sacra Scrittura. Dopo un pellegrinaggio a Roma, ottenne da Sua Santità, Papa Felice III, il permesso di vivere in solitudine, in un luogo imprecisato. Pochi giorni dopo ebbe una visione, un'ispirazione divina, che gli indicò di evangelizzare la Sicilia. Con il beneplacito del pontefice, partì alla volta della terra di Trinacria, per liberare quei popoli dalla schiavitù del paganesimo. Dopo tanto peregrinare, arrivò anche nella terra di Agrigento, dove visse a lungo, prendendosi cura delle persone povere e malate. Impressa nella memoria degli agrigentini è l'immagine del santo che in periodi di catastrofi ed epidemie si addentrava nelle viuzze del centro, elemosinando pane per i poveri ed i malati. Temendo il contagio di pericolose infezioni, la gente gettava al santo piccoli pani direttamente dai balconi delle loro abitazioni, evitando così il contatto diretto. È da questa memoria che è nata poi la tradizione del lancio del pane alla statua del santo in processione. Ormai novantenne e malato, San Calogero si ritirò nella sua grotta. Non riuscendo più a cibarsi, Dio mandò in suo aiuto una cerva, che con il suo latte lo alimentò a lungo, finché un cacciatore la trafisse con il suo arco. La cerva morì tra le braccia del santo, il quale, non potendosi più alimentare, morì 40 giorni dopo. Da secoli, la prima settimana del mese di luglio di ogni anno è interamente dedicata alla memoria e ai festeggiamenti in onore di San Calogero. La festa si svolge in maniera pressoché identica sia nella prima che nell'ultima domenica, ma con alcune piccole differenze. Nella prima domenica la statua esce alle 12 in punto, mentre nella seconda domenica esce alle 13, al termine della tradizionale Sagra del Grano.
Anche il percorso varia sensibilmente tra le due giornate. Mentre nella prima domenica la processione si snoda per le viuzze del centro storico verso Umunti, nella seconda domenica procede lungo tutta la via Atenea, sino all'Addolorata. Sin dall'alba numerosi fedeli accorrono al santuario, eretto, secondo la leggenda, nelle vicinanze della grotta dove il santo trovava ricovero. Alcuni arrivano scalzi in segno di penitenza, altri ancora portano con sé gli ex voto, ad esempio dei pani votivi raffiguranti parti di corpo umano miracolosamente guarite dal santo. In tutta la città si ode il ritmo dei tamburinara, che annuncia agli agrigentini il fiorir della festa. La tradizionale zingarella risuona per le vie della città. Folle di fedeli si ammassano dinanzi la chiesa di San Calogero ed attendono, sotto il caldo del sole africano, la tanto attesa uscita del santo. A poco abbastanti, lasciato dell'arma mia, a poco abbastanti. Lo solo mi già esisti, canta la mente. Lasciarti un po' a nessuna mandi. Sono loro, i devoti portatori, i veri protagonisti di questa festa. Animati da immensa fede nei confronti del taumaturgo, si occupano al termine delle funzioni religiose della sistemazione della statua del santo sulla vara e solo dopo aver riabbracciato l'amato San Calogero di portarlo in processione per le viuzze del centro storico. Il peso quasi insostenibile della vara causa visibili sofferenze ai devoti portatori, il cui unico ristoro è la gioia di aver riabbracciato ancora una volta il santo. Dietro ognuno di loro si cela una storia particolare, un'esperienza mistica che ha fatto scoccare la scintilla della fede. Io sono vivo per miracolo, perché ho avuto incidente uno
che mi hanno tolto la milza e non si sapeva che cosa era e di cui mia mamma mi ha devoto a San Calogero e sono vivo per miracolo. E queste sono le meraviglie di San Calogero. Per questo noi siamo portatori da San Calogero da 3 generazioni, non da una generazione. È troppo miracoloso, troppo. Una buona senza lampi e senza trona. È un santo che ha fatto veramente miracoli, è stato molto bello per me. Signiruzzuni castigati, calupanuzzu nilivati. L'acqua d'in cielo sazia la terra, funtichina di pietà. Ho avuto un incidente e nel momento in cui ho avuto l'incidente mi è apparsa l'immagine di San Calogero e io non mi sono fatto niente, anche se l'incidente è stato veramente importante. I nostri lacrimi posano in terra e Dio ne fa la carità. Mentre il santo viene salutato da una folla immensa che si raduna sulle strade della città, dai balconi piovono piccoli pani, bigliettini colorati e da qualche anno a questa parte sigarette e soldi. Un lungo e tortuoso cammino sotto il caldo asfissiante nelle viuzze del centro storico, dove l'eremita Calogero elemosinava vivande per i poveri, fino all'estremo lembo occidentale della città, nel rione Addolorata. I devoti portatori, nonostante la stanchezza, sono felici. Anche questa volta hanno mantenuto la promessa di accompagnare il santo in processione. E anche questa volta, grazie all'impegno dell'associazione che raggruppa tutti i devoti portatori, la statua è giunta a destinazione pressoché intatta. Il portatore è una persona, innanzitutto è un cristiano, un credente al Signore, è una persona molto ma molto devota a San Calogero, il quale a suo tempo per necessità familiare ha fatto un voto e questo voto lo onora con la sua presenza tutti gli anni e fino a quando le forze glielo consentono di mettersi sotto la bara e portare il santo, pregandolo e ringraziandolo per l'eventuale grazia che il santo le ha concesso. È una devozione che viene tramandata da padre in figlio. Io non penso che una persona oggi si sveglia e dice sono un portatore di San Calogero. Viene tramandata, mio padre portava San Calogero, mio nonno portava San Calogero e a sua volta una discendenza che scendeva. Con il calar del sole riprende la processione. Questa volta a tragitto inverso e con la statua su un autocarro, non più portata a spalla dai devoti portatori quindi, ma ugualmente accompagnata dagli stessi. Intanto dalle frazioni e dai paesi vicini accorrono numerosi tanti fedeli che prendono d'assalto il Viale della Vittoria, dove attorno alle 23 avrà luogo lo spettacolo pirotecnico in onore a San Calogero.
Poi il definitivo, almeno quest'anno, rientro al santuario. I devoti portatori scendono la vara dall'autocarro, posizionandola sulle assi di legno per poterla portare a spalla dentro la chiesa. Qui l'ultimo assalto alla statua di San Calogero. Un altro anno è passato, ma tra gli agrigentini intatta rimane la fede nei confronti del loro taumaturgo e santo. Uomini e donne di tutte le età, oggi come ieri, non hanno mancato di ringraziare l'eremita Calogero, di manifestare la loro devozione. La festa di San Calogero si chiude così, tra la gioia collettiva e i cuori pieni di spirito. Ormai è notte, la città si svuota, ma nelle viuzze si odono ancora le grida dei devoti portatori. Evviva San Calogero! Thank you.